chiama il sogno, che è la mia parte onirica, cioè la parte in cui il mio io si lega con la natura e quindi con la bellezza della natura, con i colori della natura, ed è una parte diciamo abbastanza serena, dolce, di libertà. E poi c'è la parte della mia radice che si intitola Legami, in cui viene fuori la mia radice ebraica. Sono fotografie fatte in Israele e risentono delle atmosfere che io ho dentro di me, che sono riuscita a raccontare con queste immagini fotografate in posti in tempi diversi, ma che rappresentano quello che io risento a livello delle mie radici. Tutte le fotografie sono fatte in luoghi e in tempi diversi, sono sovrapposte con la tecnica del digitale e davanti a ogni fotografia c'è una bolla di sapone che rappresenta la mia parte onirica, cioè la parte che mi sono concessa di usare come sogno e quindi di uscire dalla realtà per poter divagare in una parte onirica. E in più questa bolla focalizza una parte centrale della fotografia, che è quello che intendo mettere a fuoco, e questa bolla di sapone è anche qualcosa dove io posso guardare dentro e dove da dentro si può guardare fuori, quindi un po' un avanti e indietro nel mondo interiore. Ecco, adesso vi lascio guardare la mostra e grazie ancora per essere